Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme. È con piacere che quest'oggi ho qui in studio, e quindi ringrazio della loro presenza, Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering, amministratore unico gruppo Vega, grazie di essere venuto qui con noi, e il Carlo Valerio, presidente Confappi Padova, grazie anche a lei. E sono qui insieme perché potremo così confrontarci realisticamente da un lato su il dramma in corso, ovvero questi continui infortuni sul luogo di lavoro. Non cessano, sembrano non diminuire, ma adesso avremo i dati testuali elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro, naturalmente con l'utilizzo dei dati forniti dall'INAIL, e dall'altro la situazione delle aziende, delle piccole e medie realtà del nostro territorio, che sono emblematiche nei loro andamenti, quindi come sta andando un po' la situazione, per capire un po' il polso, gli investimenti, le opportunità, e anche il punto di vista naturalmente del Presidente, che rappresenta questa realtà poliedrica relativamente proprio a questo aspetto degli infortuni, sui quali peraltro ci avete anche sollecitato voi più volte, stimolato a parlarne, a continuare a parlarne, perché la guardia deve essere sempre tenuta alta. Allora, io direi proprio di incominciare su questo aspetto, visto che ci allacciamo in qualche modo anche ai fatti di cronaca, Presidente. Qual è lo stato dell'arte? Aspetti però, prima c'è stato un evento proprio da voi, da Vega Engineering a Mestre, perché anche voi crescete, no? Quindi dai, diamogli un po' di uno spazio dovuto, come daremo spazio anche a un viaggio importante del Presidente di Confappi. Sì, abbiamo festeggiato i primi 30 anni di attività e ha inaugurato una sala prove antincendio, prima in Italia al coperto, dove appunto addestrare le squadre di pronto intervento, quelle antincendio che sono all'interno delle aziende, che sono previste all'interno delle aziende. E come diceva lei, la situazione in termini statistici purtroppo non cambia da svariati anni, e anche i dati che abbiamo del primo quadrimestre del 2023 confermano questo trend costante, ossia nel primo quadrimestre abbiamo avuto 264 morti sul lavoro in Italia, di cui 29 nel Veneto. 29 nel Veneto, e se consideriamo quelli avvenuti all'interno delle aziende, quindi senza gli infortuni in itinere, il dato è peggiorato rispetto al dato dell'anno scorso.